Bovolin, dopo un mese dall'intervento devo dire che si sta riprendendo molto bene. Mal di testa? I mal di testa sono completamente scomparsi. Cosa le dicevo? Si è trattato di un intervento invasivo, ma almeno i suoi mal di testa sono solo un ricordo. Dottor, non solo i mal di testa sono solo un ricordo. Bovolin, gliel'ho ripetuto 1000 volte, sia io, sia quando abbiamo consultato il parere del dottor Connors e il dottor Matsumoto. L'unico modo per farle passare il mal di testa era l'asportazione delle gonadi. Levirazione della sacca scrotale e il suo contenuto. Dottor, Bovolin, che intervento le abbiamo fatto? amavite ai coglioni! Oh, e le è passato il mal di testa? Sì! E allora? Ora è che mi sento un po' depresso. E anche un pochino Un pochino? donna. Beh, ma quello è un effetto secondario e comunque lo secondi. Ecco, vado a fare shopping. Shopping? Sì, shopping. Si rifaccia il guardaroba dalla testa ai piedi. Vedrà che starà meglio. Buongiorno, posso aiutarla? Sì, grazie. Devo rifare tutto il guardaroba, dalla testa ai piedi. Beh, allora è nel posto giusto. Comincerei dalle scarpe. Ho un paio di mocassini che le starebbero una favola. Tra l'altro il suo numero, 43. È vero, è il mio numero. Bravo. Poi un bel paio di pantaloni, un 52, da riprendere sul cavallo e chiaramente accorciare 5 centimetri. Bravissimo. Lo abbiniamo a una bella camicia, taglia 46, da sistemare il collo e le spalle. Ma scusi, ma lei come fa a sapere tutte queste cose? Signore, è 30 anni che faccio il commesso, a me le persone basta uno sguardo. Una bella canottiera poi, una quinta. Anche la canottiera, bravissimo, proprio. E per finire un bel paio di slip, una bella quarta. No. Se permette, di slip ho sempre portato una terza. E io le dico che per lei ci vuole una quarta. E io le assicuro che ho sempre portato una terza. E io la avviso che se si mette una terza poi le stringe sulle palle e ha sempre mal di testa.